assieme ad ore 7 è il momento di due ospiti. Parleremo di diverse iniziative legate al territorio di Forgaria nel Friuli e non solo, perché è la prima volta che viene qui in diretta da sindaco Marco Chiapolino, sindaco appunto, neosindaco di Forgaria nel Friuli, e assieme a te c'è il vice sindaco Luigino Ingrassi. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Allora, proprio oggi scatta il primo mese da sindaco. Facciamo un po' il punto. Come è andata la campagna elettorale per ottenere questo risultato? Esattamente, sono già passati 30 giorni di fatto, sembra veramente ieri, ma insomma siccome il lavoro ce n'è, quei 30 giorni sono scivolati via di corsa. La campagna elettorale è stata una campagna elettorale sicuramente come sempre da parte nostra vissuta col cuore e con l'impegno, quindi è stata una campagna elettorale diciamo poco, come posso dire, poco aggressiva indubbiamente, però dal punto di vista di progettazione, programmazione di quello che volevamo e vogliamo fare in questi 5 anni, da parte nostra è partito un lavoro sicuramente già da diversi mesi, quindi è stato un lavoro comunque di coinvolgimento di diverse persone che hanno creato le idee e i progetti che adesso andremo a sviluppare grazie alla fiducia dei cittadini. C'è stato sicuramente un risultato che ci ha premiati in modo molto importante, sicuramente al di sopra delle aspettative. Io adesso lo posso dire con sincerità, ero fiducioso che la popolazione comunque premiasse il nostro gruppo e il nostro lavoro fatto, ma insomma la percentuale con la quale comunque ci ha premiati sicuramente ci dà uno stimolo per lavorare ancora meglio. Quindi le elezioni sono sicuramente andate molto bene per noi e ci siamo subito rimessi al lavoro, perché di fatto questo gruppo, amministrando già da 10 anni con il precedente sindaco Pierluigi Molinaro, che adesso ovviamente rimane nel gruppo ed è anche un assessore del mio gruppo, e sicuramente le cose da fare, le necessità più impellenti e quello che serve per lanciare al massimo questa stagione estiva anche dal punto di vista turistico delle manifestazioni sul territorio le conoscevamo e quindi ci siamo messi subito all'opera. Poi delle iniziative parleremo nel dettaglio, ma le prime mosse in questi 30 giorni, proprio a livello operativo sul territorio, quali sono state? Beh, questi primi 30 giorni sono stati sicuramente i giorni durante i quali c'è stato appunto già un consiglio comunale, ovviamente, quello dove c'è stato il giuramento, la convalida degli eletti e la comunicazione dei componenti della giunta. Sono partito subito con una giunta a 4, col vice sindaco Luigino Ingrassi, che di fatto è il candidato che ha ricevuto anche un numero eccezionale, il maggior numero, ma un numero veramente eccezionale da record di preferenze, ottenendo 189 preferenze, e con Pierluigi Molinaro, Andrea Goi e Veronica Civino appunto in giunta. Ci siamo subito mossi, come dicevo, perché Forgaria nel Friuli, come voi sapete, ne abbiamo parlato più volte in diverse sedi, è un territorio indubbiamente con vocazione turistica e il periodo estivo è un periodo dove attraiamo numerosi visitatori, numerosi turisti con tantissime manifestazioni e tanti eventi, quindi da subito ci siamo mossi per cercare di dare supporto a chi coorganizza con noi alle varie attività, ma anche per dare quella risposta di estetica e di decoro al paesaggio, al territorio, che è necessaria in un paese turistico. Noi abbiamo un territorio molto ampio, abbiamo diverse zone che devono essere manutentate, pulite, quindi insomma la preoccupazione era anche quella già subito dal Giro d'Italia che è passato, di presentare comunque al mondo intero una Forgaria del Friuli sicuramente bella, attraente e che desse una bella immagine. Ecco, anche noi abbiamo le immagini, tra poco le vedremo, del territorio, che sono davvero sempre suggestive e sempre belle da vedere. Sul Messaggero, Griffon Day a Cornino, ragazzi alla scoperta della magia della natura, appuntamento domenica 3 giugno alla riserva naturale, laboratori didattici, incontri con esperti ed escursioni. Questo è già una bella iniziativa, un bel evento da promuovere, lo chiedo al vice sindaco. Ma sì, Griffon Day è uno degli eventi che noi abbiamo presentato in collaborazione con la cooperativa Pavese a marzo in regione. È un evento che parte proprio con l'iniziativa di far conoscere ancora di più questo contesto, che è il contesto della riserva naturale del lago di Cornino e del centro visite.
È un progetto vincente quello della reintroduzione del grifone e quindi assieme a chi oggi gestisce il centro visite abbiamo stilato un programma di eventi che naturalmente è già partito e si concluderà a dicembre, tra cui all'interno c'è anche il Griffon Day, che è questa giornata di studio naturalmente, perché naturalmente la vocazione della riserva è una vocazione scientifica, naturalistica, ma c'è anche la parte ludica che è quella che serve a coinvolgere sempre di più i bambini, le famiglie e quindi chi vuole conoscere ancora di più il nostro territorio e soprattutto questa splendida realtà che è quella della riserva naturale. Il programma è ricco, è aperto a tutti, naturalmente in primis c'è la volontà di dare spazio delle iniziative ai bambini, quindi col Trucca Bimbi, con i laboratori, dove loro sono parte attiva e non sono parte passiva e partecipano a quelle che sono le attività della giornata. Dopodiché naturalmente avremo anche la parte relativa a quella che è la parte scientifica, quindi un'inaugurazione di una mostra. Avremo anche Marco Virgilio che ci parlerà del tempo nel primo pomeriggio e poi continueremo parlando di quelle che sono le escursioni, l'orienteering all'interno del contesto della riserva, nonché parlando di quelle che sono le tracce degli animali che si possono trovare e che naturalmente sono state oggetto di studio e di alcuni corsi per appassionati. Il 2 giugno è un appuntamento a Montequar con il 42esimo anniversario del terremoto. Sì, anche lì questo è un appuntamento che nasce specifico. Naturalmente noi vogliamo ricordare le vittime del terremoto, lo facciamo sul Montequar perché 24 anni fa è partita l'idea da un gruppo di amanti della montagna di posizionare una campana. Ecco, da 24 anni quindi c'è questa cerimonia, chiamiamola così, questo appuntamento sulla cima del Montequar, appunto per ricordare le vittime del terremoto e per ogni anno ricordare l'anniversario di posa di questa campana, che è partita da un'idea di alcuni amanti della montagna che hanno voluto ricordare le vittime del terremoto anche lassù e che quindi ogni anno si ripete l'appuntamento sulla cima del Montequar. Arriveremo su, diremo una preghiera alla Madonna Regina della Pace, dopodiché faremo i rintocchi con la campana, si scenderà alla Margaquar dove ci sarà la Santa Messa e poi con la collaborazione del gruppo Alpini di Forgaria sempre disponibile mangeremo una pasta asciutta assieme che è un momento per stare assieme, un momento conviviale appunto per ritrovarci ogni anno. Un momento importante per la comunità. Io chiedo a Tiziano se può mandare in onda anche le immagini che ho preparato di Forgaria nel Friuli per far vedere un po' quello che è il territorio appunto di Forgaria, Monteprat, Albergo di Fuso, Lago di Cornino, insomma ce ne sono tanti, ci sono i laghetti Pacar, però ci sono anche le diverse iniziative, c'è una festa legata alla trotta, vero? Al sindaco chiedo. Esattamente, sì, come dicevo ci sono varie manifestazioni, sicuramente le più vicine dal punto di vista temporale sono le due citate e la festa organizzata ormai alla 7ª edizione dall'Associazione per Cornino, intitolata appunto Trotta in Festa, dove ovviamente, come si capisce dal nome stesso della manifestazione, l'attore principale è la trota e quindi vengono preparati squisiti piatti a base di trota, oltre a una serie di eventi che vengono comunque, iniziative che vengono appunto realizzate nel contorno della manifestazione. Ecco, quindi è sicuramente una manifestazione che è in crescita, promossa e coordinata da un gruppo veramente giovane di ragazzi che si va ad unire alle altre manifestazioni storiche che vengono realizzate dalle associazioni territoriali sul nostro territorio, che sono appunto quelle delle altre frazioni, ovvero l'associazione di Flagonia, che organizza la manifestazione la seconda e la terza, il secondo e il terzo fine settimana di luglio, e il terzo fine settimana di agosto invece il Board di Valla Forgaria. Quindi questa sarà
quella del 7, 8, 9, 10, la prima manifestazione realizzata appunto di questo carattere qua, oltre chiaramente ad altre di carattere appunto turistico. Ecco, oggi ci concentriamo parlando un po' più di manifestazioni e ce ne saranno diverse anche sull'Altipiano di Monteprat, Altipiano di Monteprat, dove noi comunque ovviamente abbiamo questo bellissimo scenario che si presta sia per un turismo appunto naturalistico nel contesto dell'albergo diffuso o delle strutture private, ma è un contesto laddove si prestano anche le manifestazioni, ecco, di tipo sportivo. Avremo una gara di trail il primo weekend di agosto nel contesto della festa degli alpini, e avremo anche un'altra manifestazione ciclistica, la Marathon Bike, la seconda settimana di agosto. Quindi insomma questi sono alcuni degli eventi, quelli più importanti che ci aspettano a breve, ecco, quindi questo sicuramente è un tipo di concentrazione che abbiamo su queste iniziative qua, oltre a quello ovviamente che è il contesto generale delle necessità che ci sono a medio e lungo termine. Ecco. Se Luigino, ti viene in mente un'altra iniziativa che magari si è stavo scordato? Stavo guardando le immagini e appunto all'interno di Trotta in Festa, no? Quindi il prossimo weekend ancora, viene organizzata una marcia non competitiva che ha vari percorsi, no? Di più chilometraggi. Ecco, è il modo più giusto per scoprire il nostro territorio, perché se pensiamo a quella che ha più chilometraggio, quindi quella più lunga, beh, partiamo proprio dal campo sportivo e facciamo il giro di tutto il territorio fino ad andare all'altipiano di Monteprat. Quindi siamo un comune nella zona collinare, ma abbiamo una conformazione morfologica montana, e quindi ti ritrovi da quella che è il Greto del Tagliamento, la piana del Tagliamento, fino ad arrivare all'altipiano di Monteprat, che ci sono veramente bellissimi scorci che poi naturalmente avete catturato bene nelle immagini. Beh, grazie a voi, perché io con Marco ho fatto il giro turistico quando siamo andati a realizzare tutte le immagini per Campi della Domenica, e davvero mi è piaciuto scoprire questo territorio. Insomma, sono anche legata perché poi ne parliamo spesso e sono davvero belle immagini, davvero un bel territorio. Però parliamo anche di qualche problematica che ha dovuto, come dire, affrontare il neo sindaco legato alla banca. Sì, beh, come dicevo appunto in questi primi 30 giorni sicuramente intensi c'è un tipo di lavoro che è quello appunto di inizio stagione estiva, ma c'è anche ovviamente un lavoro che è quello di dover risolvere alcune problematiche, una forse quella più conosciuta, ecco, perché chiaramente ha dato anche diciamo, riflessi e riscontri anche molto sentiti all'interno della popolazione, è quella della minaccia molto concreta di chiusura dell'ultimo e unico sportello bancario a Forghera nel Friuli. Quindi questo scenario qua che si è palesato poco prima delle elezioni e per il quale c'era stato già un primo semplice colloquio, quindi nessuna comunicazione ufficiale tra il mio predecessore sindaco e il direttore di filiale, mi ha portato appena dopo le elezioni a scrivere subito una lettera alla direzione per chiedere un incontro chiarificatore sulle loro intenzioni e sugli scenari, un incontro che ho voluto fissare tra amministrazione e direzione della banca e anche attività commerciali. Contestualmente abbiamo ovviamente condiviso con alcuni commercianti una raccolta firme, l'iniziativa di realizzare una raccolta firme che è partita, e siamo arrivati a raccogliere già quasi 500 firme che sono state consegnate, e comunque la raccolta firme continua, e quindi c'è stato un percorso, chiamiamolo popolare, e un percorso istituzionale, entrambe ovviamente che mirano nella stessa direzione. E questo incontro qua, poi tra l'altro questo percorso istituzionale che ha portato a questo incontro c'è stato, e durante questo incontro di fatto abbiamo potuto constatare che le scelte decise prese da questa realtà privata sono poco flessibili o lasciano poche aperture a quello che potrebbe essere appunto uno scenario migliore. Quindi probabilmente ci sarà una chiusura dello sportello, stiamo combattendo per ottenere alcune cose che abbiamo voluto richiedere, che sono appunto il mantenimento perlomeno di un bancomat. Ecco, questo ci tenevo a dire che di fatto è un qualcosa
per il quale combattiamo per due motivi principali. Uno, perché le attività del territorio, specie quelle che ruotano all'intorno dell'area centrale dove si trova la banca, sono delle attività che fanno vendita al dettaglio e hanno comunque necessità di avere uno sportello per versamenti e cose varie. Ma poi anche Forghera nel Friuli è un territorio con una buona, un'elevata percentuale di popolazione anziana, la quale sicuramente non ha ottima dimestichezza con la gestione dei conti online, e l'avere uno sportello bancario indubbiamente è un servizio sociale per un comune come il nostro, ma ancora di più per una vallata, perché nel vicino comune di Vitodasio non c'è uno sportello bancario e molti privati, anche aziende, si appoggiano a quello sportello lì. E in ottica sia di mantenimento ovviamente delle famiglie future, dei servizi, ma anche in ottica turistica, per i turisti che vengono sul territorio, è di fondamentale importanza per noi. Quando vengono fatti certi ragionamenti a livello nazionale e viene deciso di tagliare 313 sportelli, bisognerebbe forse approfondire un po' meglio la collocazione di questi sportelli, perché chiudere uno sportello probabilmente a Milano non è come chiuderlo in Val d'Arzino, ecco. Quindi questa è un po' una lotta, ecco, una lotta molto importante che stiamo un po' avanzando. Abbiamo proposto anche la possibilità di dare a disposizione a condizioni veramente vantaggiose delle strutture comunali, e le prossime settimane faremo degli incontri per vedere se qualcuna può essere idonea, e quindi insomma questo è sicuramente una prima lotta per il mantenimento dei servizi e della vitalità che a Forghera per fortuna c'è, e vogliamo comunque mantenere questo standard. Programmazioni future, avete in programma anche delle opere pubbliche, riqualificazione, vi chiedo per capire insomma, se avete dei progetti, chiedo anche al vice sindaco se ne vuole parlare. Ma prima di arrivare lì volevo fare, il sindaco ha utilizzato più volte una parola che è quella del mantenimento, no? Mantenimento dei servizi, io aggiungo anche mantenimento dell'ambiente, no? Perché lo diceva prima, abbiamo questa difficoltà a mantenere un ambiente pulito e ordinato per il semplice motivo che c'è stato un abbandono di quello che è l'ambiente, no? E quindi io credo che in questi 5 anni dovremo mettere forze e sforzi appunto per mantenere un ambiente pulito e ordinato, anche perché sempre guardando le immagini che avete riproposto del nostro territorio, se torniamo a Cornino abbiamo parlato della riserva naturale, ma non dimentichiamoci della Ghetti Packard, che insistono in una zona vicino alla ferrovia, alla Gemona Sacile, e anche lì naturalmente determinati ragionamenti andranno fatti dal punto di vista turistico, perché diventi captatrice ancora di più di turisti e naturalmente incentivi quello che è il turismo lento, no? Sì. Quindi bicicletta e via andare. Ma sulle opere pubbliche, sindaco, adesso come adesso stiamo portando avanti dei lavori che sono figli di una legislatura che è la legislatura precedente portata avanti col sindaco Molinaro, e che naturalmente andranno in continuità con quel ragionamento che si faceva prima. Certo. Sì, abbiamo sicuramente qualcosa già in cantiere che stiamo portando avanti. Ovvio che noi abbiamo degli obiettivi importanti comunque, che abbiamo inserito anche nel programma elettorale, che vogliamo comunque concretizzare in questo mandato. In primis c'è un progetto già approvato già da diversi anni per la realizzazione di una struttura proprio sull'altipiano di Monteprat, una struttura che ci permetterebbe di meglio accogliere, ospitare e organizzare i grossi eventi che negli ultimi anni stiamo attirando sull'altipiano di Monteprat, ecco, quindi una struttura polifunzionale, chiamiamola. Ovviamente questo progetto è approvato già da 6-7 anni e negli ultimi anni non abbiamo ricevuto finanziamenti in merito, nonostante comunque le domande presentate quando c'era l'occasione, insomma, e l'obiettivo è quello di realizzare quello. Poi ci sono altre ovviamente necessità di tipo via, in merito alla viabilità. Ad esempio un nodo molto importante per noi è la risoluzione dell'incrocio presso il ristorante di Glicini, dove comunque ci sono delle problematiche di viabilità, e anche lì abbiamo già avviato, già con l'allora provincia, poi comunque con gli interlocutori che sono diventati appunto regione, alcuni processi di coinvolgimento sia dei proprietari di quell'area lì che anche ovviamente degli stessi tecnici appunto della regione, per trovare una soluzione che stiamo portando avanti. Quindi un miglioramento dal punto di vista della sicurezza e miglioramento viario anche. Il miglioramento della viabilità deve essere sia dal punto di vista della sicurezza,
ma io intendo come miglioramento della viabilità anche quella viabilità che va appunto a servizio, come si diceva prima, delle numerose attività sportive e turistiche che si fanno. Quindi noi abbiamo, è sempre legato al tema che diceva il vice sindaco, noi abbiamo numerosissimi sentieri e collegamenti tra le frazioni che sono belli, sono spettacolari e anche questi richiedono comunque manutenzione. Ecco, noi abbiamo un comune comunque che ha delle perle sul territorio, ma di fatto tante volte l'autosostentamento di queste realtà è difficile proporzionandolo a una popolazione dove comunque ovviamente non ci sono tante forze interne per farlo, e quindi noi siamo sempre stati molto attivi nel cercare comunque di studiare 1000 strategie per poter coinvolgere anche con i vari progetti di borse lavoro giovani, diciamo, cantieri lavoro, lavoro socialmente utili, lavoro per l'utilità, numerose forze per tenere pulito e attivo al massimo queste ricchezze che abbiamo. Tante volte non è sufficiente, ci vuole sicuramente una mentalità migliore o comunque superiore di cittadinanza attiva da parte della popolazione o di chi, prima diceva il vice sindaco, c'è stato un po' un abbandono, c'è stato un abbandono ovviamente da parte di molti proprietari che tante volte non sanno nemmeno, diciamo, dove hanno i confini dei terreni più, ecco. Quindi ci vuole sicuramente, dovremmo lavorare molto anche sulla mentalità, ecco, ovviamente dei nostri concittadini, ecco. Io vi auguro buon lavoro, vi verrò a trovare sicuramente, e appuntamento quindi al Griffon Day domenica il 3 giugno alla riserva naturale, perché questo è davvero un appuntamento importante che coinvolge la comunità e soprattutto magari i bambini che si vogliono affacciare all'ambiente e alla natura. Io ringrazio il sindaco Marco Chiapolino e il vice sindaco Luigino Ingrassi, in bocca al lupo per questi 5 Crepi lupo anni. E grazie Alexis, ti aspettiamo sul territorio. Certo, vi verrò a trovare sicuramente, grazie e buon lavoro, buona giornata a tutti e due. Grazie. Grazie. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità.